L'elicottero del Su 118 atterra a Pellestrina nella nuova elisuperficie nella rete del soccorso aereo, un investimento di circa 500.000 euro del Servizio Sanitario Regionale. Sappiamo quanto sia importante i servizi di emergenza e urgenza, soprattutto per località come queste, che poi sono località turistiche, località che hanno bisogno di avere dei presidi che diano questa garanzia di sicurezza, sia per chi ci abita ma anche e soprattutto per i turisti, insomma per quando abbiamo i mesi di forte affluenza. Con questa elipiazzola concludiamo quella che è appunto un po' la rete dell'emergenza-urgenza. Nel corso di questo 2023 le missioni dell'elisoccorso in provincia di Venezia sono state 64, 26 delle quali in urgenza, ad oggi un solo intervento a Pellestrina. Il 2022 registra invece un bilancio complessivo di circa 260 missioni degli elicotteri del Su 118, sempre nel veneziano, di cui più di 150 per soccorso d'urgenza, 6 di queste sempre lo scorso anno qui a Pellestrina. Nella spiegazione del dottor Paternoster, ecco come avviene il soccorso del Su in elicottero. Allora, la centrale operativa ha ricevuto il codice d'allarme, attiva il primo elicottero che è quello di pertinenza territoriale, che è quello di Padova. L'eventualità è che, come capita spesso, è che sia fuori in altre missioni, quindi abbiamo in seconda battuta quello di Treviso che arriva qua, però il soccorso è prestato dal 118 di Pellestrina, quindi di Venezia, che per primi arrivano sul paziente, prestano i primi soccorsi per poi, se un paziente è grave, si mettono in contatto con la centrale e decidono dove portarlo, fanno un rendezvous qua con l'elisoccorso e poi l'elicottero lo porterà all'ospedale hub più pertinente. La nuova elisuperficie di Pellestrina, omologata per l'atterraggio sia diurno che notturno su un'area concessa in utilizzo per 30 anni dal Comune di Venezia. Il taglio del nastro con il sopralluogo del direttore generale della ULSS Serenissima. E questo è un investimento che la Regione ha fatto per garantire equità a tutta la popolazione della Regione e in particolare di questa isola e delle isole vicine che naturalmente, visto anche il disagio per arrivarci, soprattutto in condizioni particolari di emergenza, devono essere seguite con particolare attenzione.